gustos sentidos arcanos, proa a ti, Questo amore è più forte de su tempus, produsti solo encanto e Maria, e su entus sonos, samento e saída, solo che dur che poesia, anima mia. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. And is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast but let's go slow. What I don't want to do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. Cavalli che si presentano ai 300 finali. Dorinda è ancora in avanti su Panorama da Claudia, che ora muove al suo esterno. Dorinda e Panorama da Claudia, poi diglielo tu, passa Panorama da Claudia nei confronti di Dorinda, si materializza in un lampo anche diglielo tu, lungo la corda Panorama da Claudia in avanti su diglielo tu, che scatta ai 100 conclusivi. Diglielo tu e Michele Colombia a trionfare in questa edizione numero 96 del derby sardo su Panorama da Claudia. Dorinda e Diamante Sauro. Rivediamo anche il replay. Panorama da Claudia era passata su Dorinda, ma ha dovuto fare i conti con un sorprendente diglielo tu, che a 40 contro 1 ribalta ogni tipo di valutazione e pronostico. L'allievo di Salvatore Cargiaghe che trionfa per i colori di Giuseppe Diana, l'allevamento del signor Antonello Diana. Diglielo tu, timbra l'edizione numero 96 del derby sardo, battendo Panorama da Claudia, Dorinda e Diamante Sauro. Sure enough, what I'm fighting for. Queen's out of the question. When it's get dark, gotta fight some more. We gotta fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight for this love. If it's what heaven is worth fighting for. I don't know where we're heading. Eccoci qua. Un derby l'hai vinto. Già qualcosa. Partiamo dal basso. Comunque una bella corsa, un cavallo con stamina, un cavallo che a sorpresa ha vinto il derby. Sì, a sorpresa, è un allenatore che ci crede molto. Non era dentro uno schema come avevamo detto prima della corsa, l'ordine di andare sui primi cavalli, è partito malissimo, l'ho lasciato dietro e così calmo, così è stato. E addirittura quando hai visto Panorama da Claudia scappare? Ma senti, io viaggiavo benissimo, lui era già sulle posizioni, ha detto magari un po' calerà quello davanti. Io sentivo che venuto sull'altro passo e non ho mai avuto paura di prendere. Diglielo tu al pubblico di Chilivani che ha vinto il derby oggi. Michele Colombi, diglielo tu, 96esima edizione. Raccogli l'applauso del pubblico, meritatissimo. Michele, il derby per noi è come il derby italiano in Sardegna e vincerlo penso sia un grande onore. Sì, una grandissima soddisfazione. Guarda, io sono venuto da Pisa con Gessa, è da ieri che mi parla di questo derby, lui ci teneva tantissimo. E vabbè, l'ho vinto io, glielo racconterò dopo al ritorno. La vinta da estremo outsider, l'allenatore ci credeva perché ne avevo parlato anche con Tore, però l'ultima era troppo brutta, quindi un po' ovviamente poi la linea non era delle migliori, invece oggi ha dimostrato il suo miglior standard e porta a casa la 96esima edizione del derby sardo. Sì, l'ultima non era bella, ma mi ha spiegato che anche lì si è buttato in piedi dentro le gabbie e è partito lontanissimo. Anche oggi ci ha provato un po', ma male o male è partito un po' più a contatto.
e in fondo ha fatto vedere un po' di stamina in più degli altri. Sì, un bel finale. Sì, un bel finale. Perché batti la favorita. Sì, e poi finisco ancora del buono sotto. Complimenti Michele e in bocca al lupo per il futuro. Sì. Dottore Cargiaghe, ci rivediamo dopo 2-3 anni da Adrenalina de Mores, che era un po' più attesa, oggi invece hai ribaltato pronostici, aspettative e tutto. Sì, e questo cavallo è, guarda, da 20 giorni a questa parte che non so perché è cambiato completamente, come anche in allenamento, ma credo mi sento una spiegazione. Quindi abbiamo voluto fare un tentativo, insomma è andata bene. E che tentativo, entri nella storia dell'Albo d'Oro. Divertentissimo, guarda, vabbè, a parte per me come per la professione, ma proprio per il proprietario che insomma era da tanto che non avevano un risultato di questo livello. Certo, senti, lui la sua attitudine si pensava fosse la distanza. L'hai provato una cosa di preparazione, è andato male e forse anche per quello da me stesso, ma un po' anche il betting l'ha snobbato giustamente, Sì, perché sì, poi le linee non erano. non ha mai fatto vedere granché, ha fatto vedere giusto un terzo, un quarto, Sassari. ma anche su brevi distanze, quindi probabilmente la sua attitudine è più quella sulla distanza, anche se l'altra volta abbiamo fatto, insomma è la prima volta che faceva quella del 2004, quindi ci sta pure insomma che non aveva fatto vedere granché. Senti, ti rifaccio la domanda che ti avevo fatto 3 anni fa, come si fa a preparare un derby? Bella domanda, guarda, non cambia tanto. Però ci sono tante componenti, Sì, fortuna no, innanzitutto. fortuna innanzitutto, devi abbinare tante cose, l'allenamento tanto è sempre quello, non si cambia, devi avere soprattutto fortuna. Complimenti Tore e in bocca al lupo, perché insomma fa piacere quando vincono anche allenatori, diciamo, non dico provinciali perché comunque tu lavori fuori da Chirivani, però insomma fa piacere che il derby vada anche agli allenatori come te che ci mettono passione, impegno Sì, e quindi complimenti davvero. Speriamo di continuare. Giuseppe Antonello Diana, nipote zio, la passione vi accomuna, quella dello zio sicuramente viene da lontano. Giuseppe, parto da te, poi chiudo con il signor Antonello. Diglielo tu, un cavallo che noi ci avevamo sentiti nelle ultime settimane, insomma c'era anche la possibilità che andasse via dalla scuderia, invece è rimasto per fortuna. Per fortuna. Cavolo, ha vinto il derby. Sì, eravamo un po' tentennanti viste le ultime prestazioni. Sapevamo che il cavallo era tardivo, però pareva che anziché migliorare stesse calando. Ed è stato l'allenatore a convincerci di tenerlo ancora un po' in allenamento perché lui vedeva pian pianino netti miglioramenti. Poi diciamo che è stato anche sfortunato in qualche gara. Sì. E oggi credo che abbia dimostrato Il suo valore. tutto il suo qualità e valore. Sì. Ci ha tolto la qualifica di Maiden che non accade Maiden, nel però derby, poi insomma, a grande Ci sorpresa. abbiamo creduto perché sapevamo che c'era qualità, quindi dai. 40 contro 1 come top quarto Ortasso l'anno scorso nell'Arco di Trionfo, quindi non è detto che poi vinca sempre il cavallo favorito. Esatto. E quindi questo è un grande merito, diglielo tu che comunque eravate convinti sulla stamina del cavallo che potesse adattarsi meglio al 2004. Sì, quello l'avevamo visto che era un cavallo tardivo e che allungando la distanza poteva dire la sua. Giuseppe Diana ai colori, passiamo all'allevamento. Antonello Diana, storico allevatore. Per quanto riguarda l'Ippica Sarda, grande soddisfazione, un prodotto fatto in casa, il babbo, la mamma, insomma, più di così non credo che ci possa essere di meglio. Siamo felicissimi, ci contevamo ma non ci speravamo, comunque la costanza dà sempre buoni frutti. Certo, la costanza, la passione, i sacrifici, perché comunque noi viviamo di passione, per un allevatore come lei che ha conosciuto un'altra ippica, oggi è diversa, però restarci, oggi penso che una vittoria del genere paghi tutti i sacrifici di questi anni. Questo sì. Grande era la mamma, giusto, il babbo Udì, abbiamo altri Ud è figlio di Estra del Portoconte. Una linea che poi... La miglior cavalla che c'è stata in Italia. Sì, poi una linea del Portoconte che si è ripetuta l'anno scorso con Caracas Guerra e Cleopatra de More, sempre quella, quindi. Con Adrenalina. Sì, Adrenalina, sì, certo. Sono tutti della linea di quella di Mugoni.
l'ultima domanda per gli appassionati, ora ci interessa sapere se abbiamo altri prodotti. Sì, però. Di Grandera, dico. Sì, un'altra anno c'è una femmina che vince tutto. Dal debutto fino al derby. Per il momento ci godiamo questa vittoria di Diglielo tu e le faccio grandi complimenti. Ha scritto la storia nuovamente di questa competizione, il derby sardo, che è legato all'Ippica sarda. È un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Fight for the sub, we gotta fight for the sub. If it's worth having, it's worth fighting for. We gotta fight for the sub. We gotta fight for the sub. We gotta fight for the sub. If it's worth having, it's worth fighting for. Grande merito, un applauso a Santino e complimenti a tutto il team che ha portato a casa questa edizione del Derby Sardo. Su mares Monter Calanos, Sunu que tomo pro a mí, gustos, sentidos arcanos, pro a ti, pro a ti. Gusto amores più forte de su tempus, pro gustizo, encanto e Maria, e su entus sonos, samento e saída, solo que tour, que poesia, anima mia.